Ah, Napoli, una città che splende di luce riflessa. Oh, Napoli, nostro luogo natio. Un teatro a cielo aperto dove ognuno dei suoi fortunati figli serba l'innato dono d'arrangiarsi in arte come può. Si dia all'inizio alla prosa, s'apra la tela al boccascena, s'apra, si arapa, si tira la corda, si parista, si tira la corda, s'arapa. Se non ti si è addormuta ca corda a mano, si parista. Ah, sei scetate, così parista. Ehi, ma che succede? No, niente. Non pensavo. Ma vado! Come torna? Pascalì, vieni subito qua e dimmi immediatamente che è successo. Cosa e niente. Scafa a me, una pallonata di una finestra non gennare e si sono rotti tutte le lastre. E si capisce che devo battere. Quello il vetrare a casa di Don Gennaro è diventato uno di famiglia. Niente di meno, stamattina ci ha cagnato i vetri che le rutta ieri sera, ma che volevo fare questo tutti i giorni, Pascalì? Antonio, ma colpa non è mia. Ah no? E di chi è la colpa? È dove traio. Dove traio? Quello ci mette vedi troppo fino a qua festa. Ma Non che- ci sceglie e starti buone sul natura. I vostri avoti non ci azzecca proprio niente. Io va a porto. A pallonata ci ha buttato i maringo, hanno passato a bolle carmine. E fammi sentire una cosa. Se i vetri a Don Gennaro li ha rotti un pallone scaturiti da un tiro al volo di Maradona sul passaggio di Careca, perché te ne sei fuito tu, che sei il portiere, Danilo, perché prima a buscare sono sempre l'uomo e l'unico uomo mezzo capo è io. E che uomo? Ma che sto? Ah, tu sei così! Ma che fai, ti nascondo? Ma che cazzo così? Te mi sa paura? Ha fatto via pure. Hanno ragione vogliono Pascalì, un uomo deve avere fegato, responsabilità, affrontare i problemi e vincere le proprie paure. Danilo, ma tu l'hai visto Anton Gennaro? Chi lo mi pare mai di tanto io? Io so vai in cielo, che pazzo fa? Oh, comodina! Ma tu pazzire! Chi lo mi pare una balena velocità io? Che pazzo fa? Oh, pisciutielle cannuccio! Anzi, tu quanto mi ha scritto sti due, Però voi mi dovete fare una cortesia, ve ne dovete andare che tengo un poco da fare. A dove? Tu senza pallone. E che sa dice a mamma? Oh, te Don Gennaro ce l'ha sequestrato. Ai, caso schiatto! Boom! Boschiatta! E secondo voi cosa sta facendo un ucciacà? Ma perché mo ci parli con Don Gennaro e risolviamo tutte cose? Ehi, Don Gennaro! Ma ne va che sta? Ma scherzato bello! Ma chiamami dalla licenza! E perché? Che le femministe Don Gennaro Piggio sbatte in faccia a muro, fa una pezza! Oh, metti una mano a mocchio alla sferza! E che l'ha pigliata per una pizza? Sì! Come? Sì, che stai chiamando mamma te? Ma no, che paura come ti ha fatto pigliare. Va bene, non mi preoccupare. Io devo in casa poi ci dico che ho fatto troppo allora donna licenza. Ma mi stanno sempre a casa che creatura, mamma mia. Stanno sempre studiati, mamma. Ma un momento, quando si bella che ci fare in la sta cappella. Uè, Marimoto, va pure. Io volevo studiare un po' con la camisa al mio caro Francesco.
Calma, te già fatto. Era quasi un anno che si era staccato sto filo e la mattina la marò non si appicciavano più. Andiamo a vedere. Hai visto? Allora, ho riparato il guasto. Ah così, può darsi che donna Vicenza si calmi. Si calma. Che la mia cognata quando le dai cordi non fiorisce più. Senta, ma vale poco tu a parte rinderire qualche cosa. Ma tu sei pazzo. Che quando viene a me sa razza ciò assai, io sono antipatico. No. Se lo deve vedere il mio caro fragello. E perché? Si ci va sorgendo la famata. Ma voi capite che lui sa si stima? Sì. Lui sa mi sposato. Sì. Io menaggia io da questa casa, io menaggia io. Lui sa mi si stima. Chi che mi aspetta per questo matrimonio? Che sta si fa serenga e limonaceva? Marollo! Stavo cadendo! Non lo bevo i siti, caruto! È lento! È lento stanno qua, che stai pure cicale, Prego, dallo bene, non ti volete pigliare. Ma per caso volete una mano? Mannaggia, è una mano, per scaldare proprio. Io dico sempre che me la già ricordata e puntualmente mi scordo. Dallo bene, ma con chi la vi? E non si è asciutto pazzo ancora, ce l'ha con questo fattore rialzato, questa mattonella qua, tutto quanto a scanso sono io, sono abbonato al ballo del mattone. Vabbè, non ci ho pensato, dallo bene. Ad ogni modo, Dite. io avessi a parlare con donna Vicenza, possibile? Pure voi con donna Vicenza. Mi dispiace, dallo bene, vi devo dare una brutta notizia. Siete capitato proprio male, siete capitato proprio in un brutto momento. Ma io i belli momenti non l'ho già vissuto mai. Venite qua, Chi è? Marito e moglie si sono appiccicate tragicamente per futili motivi. Per gelosia. No, per una camicia che non è stata stirata. Ma essa sta là dentro e non vuole uscire. Mio marito sta fuori al bar e non vuole trasire. Madonna mia, padre eterno, mettici la mano dove, dammi una mano una volta, tu dica stai una volta. Aiutami. Ma si tratta di Renare. Renare, mo. Sì. Ecco, questo era capisco. Una piccola somma, un piccolo prestito si intende con interesse, un piccolo salvagente per un uomo che sta per affogare. Hai parlato voi che ha tenuto posto. Che sa ci fanno poche tutte, non trovo fatica caggiaricero, Ma tu hai ragione, ma tu almeno sei tu l'aderente. Non Io... lo vai stoccato. Chi è? E non può dire. Dicevo, tu sei tu l'aderente, tutto a posto, non sai fare niente. Sei buono a niente, tutto a posto. Io almeno tengo la fatica, e non sono manco sottotenente. Ha capito, ha pigliato pure i gradi, vabbè. Aspettate qua, a parte di stare dentro, sta venendo a quetare un po'. Prima un po', San Gennaro, mettici la mano tu, aiutami tu in questa valle di lacrime. San Gennaro. E io sapevo, ma sta a me, e sta raggio di ciò assai, San Gennaro, io ti ringrazio, facessi la culata e ascesso solo. Mannaggia miseria, Yammara te. Trasa una da parterina e vedi se puoi annunciare un po' con l'onorevole Passaguai. Ma tu sei pazzo. Lui ti fa trasina da orinda, tu quello. E dai, è questione di vita o di morte. I creditori si sono asserragliati in casa mia. Ah, non vero. Chi è? Chi sta toccando? Scusate, non farò questo. Dicevo, i creditori si sono asserragliati in casa mia, non se ne vogliono andare. Buono girato, non vero. Non gioca. Chi l'hanno pigliato in ostaggio a mamma? Quella è l'unica persona che mi è rimasta cara. Ho poche amore, ho poche ciate. Ho poche punzioncelli, Sì, ho poche punzioncelli, ma poi l'ancora di salvezza per questo Titanic che sta per affondare. Fermate te! Lascia e trasì, che la donna Vicenza quando vede vogliono si calma! Si calma! E allora lasciate che i pargoli vengano a me. Non è stanno qua i pargoli! Sì, venite a me, ragazzi. Ma in poca parte mi dovete fare una cortesia, va bene?
Mo ci mettiamo in fila per 6 con il resto di tu. Bravo, così, Diamolo poco capito, forza. Fernando, passa mani! Carica Maradona! Dopo che non apro il cattavanato fuori classe. Dulli, ma che se non torno al ristorante posso andare all'ufficio solo? Come? Altri capelli sono libera, senti, ci metto capelli la coppa e la scriva. Ma che dicono te, che dici? Ma che ne so, sì, che si vada tanto a brutto. Calma, calma. Ma finalmente! Non vi preoccupate, già ci mi hanno dato un uzzo bare rimpetto a chiamare un barriere. Mo sono arrivati e sta giusto tutte cose. È arrivata al capone. Al capone, guardate. Oggi no! Ma ci sta qua? Ma non lo viste? E che volete? Ma ero preparato che tra 16 anni si è lasciato il sangue, non Beh, allora ci hai parlato con compariella. Allora, Sì, ci ho parlato. ma tu ci hai detto che hai stoccato? Sì. E beh, che hai detto? Ritmo, vabbè, se guardate a me, vedete qua. Saluto Mella. Sempre gentile, ma manna sempre saluta. Va, ma ne devo dare, dice Angelo che io non mi va a casa non benissimo. Ha da fa pace con la moglie. Uffa, oh, bella che immagini mi sei scarpe non ride, non mi fanno male le pille. Va. Guardate, vanno poco a parte io, ti dice Angelo a donna Vicenza che scese qua fuori. Ma pulite capire che sono antipatiche. Che quando viene a me si arrabgia più assai. Ah, si arrabgia più assai? Vuol dire allora che ci va Camillo Penso Conte di Camillo. Che light! Con prima potere che tre stiamo può parlare o marito. Ah, vedi una cosa un passo. Ah, così arriva. Allora aspettiamo un momento che si calma e poi parliamo, va, se possiamo. Per favore, datemi un bicchiere d'acqua. Datemi un bicchiere d'acqua, si è seccato il capo. Non porta là. Portatelo l'acqua, c'è la specializza. Presto che il tempo sta per scadere. Allora? Stiamo parlando con donna Vicenza. Ah, bravo. Riucci tu. Voglio, io sono qua. Allora, è stato un concerto. Ah, bello, da giornare. Che ci convincere, da giornare che stavolta non si può fare capace di uscire manetta, niente. Si può fare capace? No. Io che ci sto un caffè, non ti preoccupare, basta che ci parli e che lo subito a concerto. Veramente? E allora chi stiamo aspettando? Ci volete a parlare o no? Qua è questione di vita o di morte. Ma quando vi sto pregando, sulla stima che c'ho per voi. Ma volete che ve lo firmo? Niente di più. Scrivete un biglietto. Farete questo per me? Scrivete un biglietto. Fate bene. Allora facite così, io poi c'ho pagadisci. C'ho pagadisci che garantite voi con la vostra firma, voi non muovete da qua, Grazie, guarda se bello, Guarda, non vi muovete da qua, Non vi muovete subito bene. Ma garantite che cosa? La domanda era nata! Mannaggia Luberto, aspetta! Avesse una cosa in faccia. Ma non, io mi credevo che stavo fatto una cumbariella. E dallo qua. A me è uno schianto troppo brutto. Ma fosse successo qualcosa a mio fratello? No, a Don Gennaro. Ah, è meno male. Ma stavo io tenendo poco la cavalletta, sai? E vabbè che io sono femminista. Ma femminista non può dicere pagliocchi. Voglio, guarda ma faccia. O marito in da casa sa da fare spettacolo. La femmina addosta sempre sotto pacca. Sempre sotto pacca! E dice, ma Antizia? Non mi metti da povero in Antizia niente! Basta l'acqua! Milla me, accendere la schiamba! Non ce l'ho, ma nessuno mangia da sola! Vuoi cari, te la faccio mangiare salata? Pensavo a mangiare salate! Ma che te combinate? E mi sono capito che avevi scarpuno vero! Ah, ce n'è bello mio! Io potevo fare contento mangiarmi sa biglietto, però tu sai, a me mi fanno male i piedi, non ci posso fare niente. Quando stanno in partenza mi metto lo scarpino. Ma vi dai un matrimonio? No, Antonio.
Quella è una mia piccola sorpresa che dopo la dichiaro a tutti quanti. Uè, ma che ne è successo? Niente hanno fatto pace? Niente ancora, ma mo sto marito vostro sicuramente risolverà tutto. Oh marito mio, che li chiacchierei, ma racconti mai niente. Io chiacchierei, non faccio mai niente. Non devo. Marito, chiama la donna Vicenza, ti Angelica da scicca fuori. Ah, da fa pace con marito. Ah. Ma tu non ti muovi. Sì. Ma te capite che mi c'avevi stimato? Sì. Che mi c'avevi sposato? Sì. Io me la già in questa casa, io me la già io. Cennà, ma non potessimo fare niente per sto giovinotto. Perché? Per codesto? Giovinotto? Sì? Ma tu che ti interessi di pieno? Prima di mentare. Bravo. E allora a privare un bello sicchio con le nuvolelle. Ma perché? Perché ha già che parata a casa vostra? Ma quando mi tu non c'è da lì? Quella è una mia piccola sorpresa che dopo... dichiariamo a tutti quanti. Oh Gennà! Oh Gennà! Ehi, allora, sta bene, ehi. Aritto! Aspettate. Aspetta così. Ma dava in mano. Ecco fatto, ce l'ha giritto. Beh, che risposta? No, dava sei. Hai capito? Allora mo ci va chi direttamente, va a parlare, va. Ma non vai tu! L'uomo si perde vint'anni un bicchiere d'acqua. No, su. Io sapevo. Su! Vado con Barriere. Rince. Cavaliere cerca scusa le cerca perdono, ma cura, fammi presto. Io mi aveva a mettere i pattini stamattina. Rete, un piacere, e dammi un bicchiere d'acqua. Acqua e le ragiolline! Tu eri in a fare circa un bicchiere d'acqua. L'acqua va, che sta mancando per spina. Ma non si poteva appoggicare, no? Che te ne vesci cazzo Scusate, ma che sto muovendo? Che ne dici? Uè, tu non sei venuto per tramento, vai tu, capa, tutte e due e tasci in faccia. Io perché sono femminista? Perché la furbizia delle donne in certe cose risolve sempre. Cennà, sei uno buono. Non va che le paga la parterina. Il capro marito le cerca perdono e le cerca scusa. Mia moglie vale tanto oro quanto pesa. Grazie, non ci dà, grazie. Ha detto di sì. 200.000. Come sì? Non ho tempo. Mi va che presto 200.000 lire. 200.000 lire. Bene, no? Bene, 200.000 lire. Però va trovare una firma vostra a garanzia. Mo quanto tempo? Ma che resto fa? Vostro marito vale tanto oro quanto pensa. Marito! Vieni bene, sì. Vostro marito, sì. Ma che piglia cambiare, non puoi tacca. No, stavolta non mi fai questo, no. Cennà, guarda come faccio. Cennà. E mi prendete qua con Mamma delle... Ma avresti qualche malattia? io così creda. Uè, pensiamo prima a passare la famiglia che bene prima di tutto cose. Sì. Togliamo a casa, Cennà. Faccio un stare da uè. A voi, Cennà, a voi! Dove ricerca? La femmina sta sempre sotto macchina! Dammi sotto macchina! Allora, sta venendo, che fa? Sì, sei messo nervosamente in tutta sì. Ha incontrato uno che correva una cambia la mano, che sei? L'ha buttato sotto! E l'hanno portato all'ospedale! Don Luberto! Maronna, che si è fatto? No, niente. Prognosi riservata. Aspettate un momento. Uè, mo va che presto. Meno male! Uè, così sparagni mettere la firma sotto la cambiata! È venuto!
Niente ancora, avete accompagnato a Luberto con tassi ospitale. Marone, ma come si fa? E quando esci di Vincenzo che ci dici? Uè, va tu, va. Prendi pochi intratti, va. Femmina, si mettono sempre a me che poco pigliano solo guaia. E poi deve intervenire il mascolo per apparare la situazione. E permesso? Allora! Che è successo? Che è stata battuto? Ha già avuto una paura da pace! Oh, mi credi che è successo? E che me ne fa? Ma me ne uccidere! E piccano. Usando il capo, io usando il capo. Io ho detto pure permesso, una voce fina! Gianna, che lo pallone non mandi? Ah, o pallone non mandisse! Yamma! Che ci facete voi a pazzare i maschi con pallone? Che ci facete? Gianna, chi stai l'uomo nuovo? Gianna, tu morì, che sei femmina qui. No, ste femmine e hanno pazzare che bambolo, no, pallone! Che bambola! E che ci posso fare? Quelle sono femministe. Guardate voi, quelle sono femministe. Uè, a casa tengono un cane preso, un cane lupo e un cane di Santo Bernardo. Ecco la lì di Santo Chiagnere. Mannaggia, mi sei. Voi vadale, e mi sa mani in casa, che vieni che caccia. Non ti mettere paura! La caccia da farsi bene! Da te, non so filo! Da te, non so filo! Venite sera, ci capi? Anna Vicenza, il nome, Anna Vicenza! E solo le creature ci volevano per farla uscire. Ma che re? Ma cosa? Chi è? Oh mamma! Oh, Gumbaro! Buciardielli, non ti ha fatto niente. Che te lo quando santo? Ah sì, tieni un cane santo! Te ne santo cane te! Ma che stai dicendo? Ne guardi? Ho buoni San Pasquale. Un cane di San Vincenzo. Ma io solo detto che a casa tengono un cane preso, un cane lupo e un cane di San Bernardo. Niente di me! Sì. E che vi siete messi a fare il veterinario con tutti questi animali? Sì, no, ma ci mi sa con il vetrino che mi rompono questi piedi con pallone. Ma caro compare, queste sono cose che fanno venire giallo prima all'occhio, creature. Donna Vice, chi non può fare sta raggiata perché pare che gli hanno rotto qualcosa e lei... E lei ti pone del tenuto! Ma chi è? Compara! Ah, compare! E che sei messo in capo? Compare, guarda che le pesa! E comunque non vi dovete preoccupare che adesso aggiustiamo ogni rammaggio. Però prima mi avete fatto sentire come un trapano dentro all'orecchio quando avete detto le lenti di teruche. Yammo cumba, cacciate queste lente, aggiustiamo questo rammaggio, yammo. No, come ne voglio essere arrivata a lente? Yammo cumba, quanto vi voglio bene. Cacciate queste lenti di teruche. Si sta buttando a paura, non c'è no. Sta facendo vierma. Si mette a paura che ho avuto la smerta. Che le stanno pazziando le creature, cumba, cacciate queste lenti di teruche. Ma lasciate stare, E non c'è il giornale! Come che veramente... E lei non si sono rotti perché non è tenuto. Ci fatta la cosa così per far mettere a paura voi che creature. Ah, buciardielle, l'avete data per fare sbremmenare alle creature. Ma perché non giurite di danno culla, già sto muori troppo. Oh, perché? Ma non lo leggo! Avete ragione. Angelella. E tu cammini, tu sei messo paura la creatura. Viva non è vivo. Secondo me mi stanno facendo un scherzo. Va a mangiare e mangia tutto, hai capito? Perché se no quelli se la prendono con me dicono che è per via della cioccolata che vi do io, capito? Va a mangiare. Già. Sono bellille creature, sono bellille! Oh mamma, come mi ha fatto bello però! Sono bello assai creature, guardate che faccine tristi che hanno queste qui.
Ma perché siete così tristi? Se ne aiuta marito vostro con un litigio pure voi. Madonna. Cumma, ma a proposito, mio marito dov'è? E guardate, cumma. Com'è bella! E perché fa tutto che lì massa? Ma io saggio! Chi lo fa sempre che sto quando si appiccica con me? Si chiude la carterina e legge il giornale! Rete! Vieni da poco, vieni! Mi chiamate? Sì, signor! Quando non ci vediate creatura la mano e portate la casa, A noi per la cioccolata non ce la darate? Guardate. Allora la cioccolata non gliel'ho data. E che è stato per colpa mia? Oh, è stato per colpa della panzella! Ma voi non vi dovete preoccupare perché appena starete bene con la panzella... Fa che malata una da voto. Ma compare ha detto qualche cosa? Una da voto se la mangia una cioccolata. Uffa, ma me si scaldate, non mi piace. Ma non mi dice a me, chi la me mi fa avuta proprio stomaco. Ehi, Vanzi, che le mamme ti stonne avevo pure ragione. Va. Guarda qua, guarda. Come non ci guardava. Ah, cummare mia, 7 figli per uomo da mia mamma, 7, hai capito? Cumma, ma mo mi parla, ne può che vi hai salvato? Oh Gesù, che sto parlando, che si stiamo dicendo, questo ci voleva a me a Salvatore, un figlio. E invece la Madonna non ci ha voluto benedire. Tanti anni di matrimonio, preghiere, voto, cannelle e lampadina, e mai che si fosse scomodata una vammana, mai. Una vammana. Uno stretto, come ha chiamato, come... E chi si trova a parte lì, e non esce qua fuori. Uè, pusillanime, esci! E non esce come io sapevo. Cumma, ma chi lo era, cumma, non ci sta? Ma voi mi lasciate scendere la coppa alla ventina a me gratis. No, veramente, come che o compare stava venendo, e mentre veniva... E chi ti ospita? Ma no, ma veniamo ospitare. Parlate, compare, non mi nascondete niente, parlate, che sì. Niente, è tutto sotto, è buttato sotto a Don Luberto. Però, e Don Luberto è buono. Luberto è vivo. Allora porta Salvatore mio. Ma basta buono, state buono tutti e due. State buoni tutti e due. State buoni tutti e due. Andava a salutare, come? Scusate, ma voi prima non avete detto che dire a fare un servizio? Sì. E dico perché non ci andate? Sì, dobbiamo andare a Portici, guardate come che le ci sta un po' di tempo. Ah, ci sta? Guardate, quella c'è una piccola sorpresa che dopo la dichiariamo a tutti quanti. Ah, dopo devi dichiarare, sì. Ma mo, stiamo parlando con che Salvatore, Ah, ma come parlare? Ma che c'è passato qua? Amore di Dio. Oramai come vi devo spiegare? Tra me e mio marito è subinterrato. È subinterrato. È una parola nuova che stiamo già imparata, è bella, È subinterrato quell'odio che adesso sulla Sacra Rota potesse lui. Come volete sbattere? Come? La Sacra Rota è una macchina! Tutta sta sotto! O spezzasse e cosce! Io fornissi fa camminare. Ma che canno, cumma? Ma qua manchi cani con me? Ma quello adesso è entrato anche in radio così, ho capito? E la signorina del centralino gli fa pure da ruffiare. niente di meno. Niente di me. Umba, ma voi a bello mio marito non la sapete, no? Era una bella femmina con una capa tanta, sempre con gli orecchini grandi, lo smalto sopra all'unghia e con una gonna con uno spacco come si porta avanti adesso, no? Allora... La sapete a lui? A Sacce, che sa? Un spaccatete. No, guarda mai, questo è tutto quello che costruisce la mia fantasia. Allora, statemi a sentire, questa grande disgraziata, appena il marito esce dalla casa... È pure maritato. È maritato. Appena il marito esce dalla casa. No, compà, questo è tutto quello che costruisce la mia cerevella e la mia fantasia. Come vi ho già spiegato, che è una cosa a capo, che è a capo, se è ecco là. Che stia. Allora, statemi a sentire, questa grande disgraziata, appena il marito esce dalla casa, prende il telefono e chiama un tassì. La signorina del centralino, chi si annuncia? La signorina
al dettaglio, ehi, pure si sta a 20 km in lontananza, pop adesso volto a capo sotto, Arezzo 29 in 3 minuti, trrr, e la signorina le dà la corsa, avete capito? E voi tutta questa cosa come l'avete scoperta? Si sa, no, un elettromonimo. Ma la commara non tiene proprio niente in da cervello, È proprio vacante, oh mamma, quale elettromone! Questo è tutto quello che costruisce la mia fantasia, la mia cervella. E sì che sta cosa era vera. Arezzo 29 arrezzava ancora. Come c'era venuta a 47, Scusa, allora sono i fumetti che faccio di qua. Fumetto! E dici pure i romanzi di appendicite! No, compà, questo ci volevo, poverino. Un figlio. E invece la Madonna non ci ha voluto benedire. Tant'anni di matrimonio, preghiere, vuoto, cannella e lampadina. E mai, Che si fosse scamotato una bambana! E sentite, tribune napolitani, chi ne dà 7, chi 8, chi 9, e noi, cara comà, noi siamo spedesi, avete? Ma che essi hanno un valuto parazzo, ma che c'è una cannella da già pucciare, oscura, da già sta oscura!
che volessi sapere pure io, il mio marito dov'è? Sentite, io già sono nervosa e quando sono nervosa io parlo in faccia. E pulissimo una camomilla, sì. Dice Angela a Salvatore che io sono nervoso! Ma che capì? O tassi, a vettura a licenziami e io sono nervoso! Tu sono nervoso! Allora Gil, ma che le serve a me? Ah, donna Gervasi, ditemi un po'. Io in quel tassino non ci sono mai andata, manco culo non lo conosco, chiama bene. Sentite, questo ha fatto una settimana di notte e neanche con le spese siamo usciti. Ma questo la notte che fa? E che volessi sapere pure io. Chi stanotte che va facendo? Allora adesso devo parlare. Il ragazzo della stazione di servizio ha trovato una mutandina celeste in macchina. Oh, la denanza. No, la parte di dietro, che vuol dire? Che Bori ci ha carrozzato una coppia di sporcazioni. Ah, sì! Una coppia di sporcazioni, tete! E l'autista che faceva? Manteneva la candela. Ma che si crede, sti cose, signore? Ma chi si crede? Come? Vuoi la sta zitta, capito? E sempre più non ci sta. Ah! Dice Angela a Salvatore che io sono nervoso! Sono nervoso! Arrivederci! Compa, che sto fa? Adesso ho capito tutto, compa. Il marito fa il guardiano notturno. Ma non ne vedo quando c'è fatto. Non mai parlo di marito e donna Gervasio, io parlo di un marito e una bella mio marito che le cagava tanto che spacca con la nuca fino a qua. Ma tutto questo sempre dentro alla mia fantasia. Donna Licenza! Sto venendo con Salvatore! No, allora io me ne vado da Io l'ho vista! Ho ingaggiato una corsa col tassì! Perché volevo arrivare prima! Ma naturalmente perdevo! Poi, all'improvviso, si è messo come la mezz'ornata! Ha bloccato il traffico! Io ci ho fatto una volta, ma ci ho levato le scarpe! E io ci ho venuto qua, ho già 70 facce più! Questa a me! Un quattro sul braccio! Madonna, non sarà mai per me un regalo sicuramente. È un regalo, una bomba orologio, compa. Nenè, guardate quanto è bella compa. Pare Maria Stuarda. Compa, venite qua, guardalo. Voi là vi dovete sedere, e io qua. Noi non gli dobbiamo dare confidenza, anzi, pacca pure spaccia, Ciaccia. Ma devi vedere una faccia bianca, ma che è stato? La segge, nata per la segge. E segge arrostata. Ehi! Su dallo che sta sempre assettata a segge, come? E te la segge la vita. Ha tenuto? Aspettato. Angela, dimmi va. Stiamo pulito. Sono vittate un doppio grargracci. E guarda il Kumba, ma che tenete là per Che tende? E beh, chiando vino, o rompono milioni lì. O faccio presidente dei manicomi associati. Non credo. Non credo neanche. un scherzo, ma... Ma non dico le vivo! Prendi tutti! Chi è chi? Allora pigliate a che figli me! Ecco qua, lo sapevo! Agata entra in azienda! chi è? Mia moglie, la vedi? Agata Cristi, adesso nella sua cittadina si sta facendo qualche romanzetto giallo. Ma c'è già finito di girare un mare, Ah no, compa, voi mi dovete fare la cortesia, vi dovete togliere di mezzo. E tu non mi hai già macchiuato, te capito? Perché a me questa cosa mi indispone. E allora stati e dammi il tempo di spiegare come ho partorito. E parli, se ne avesse preso un latte a rete! Ma guardate, ma mi piace sentire questo, qua. No, compagni, E lo vuoi passare? parlate con me. Allora, Parlate con me. dunque, adesso mi spiego. Dopo che ho portato Don Umberto all'ospedale, ho ricevuto una chiamata urgente di una signora. Arezzo 29!
E capevorista, gli faccio 23! Ma guardate un po', questa donna è capace di farmi diventare sboccata a me che vengo da una famiglia per bene. Io sono un signore, a me soltanto le poche scuole mi è mancato. Compa, ma mancavano 5 anni per finire con la quinta elementare, 5 anni! 5! Ma che qua da me? Ma la famiglia mia conosciuta? Ma ricordate la famiglia mia? Tutte signore. Mamma, quando era bella mamma. Quella mamma portava tutte con il cappello. Dale qua la comare! Non facciamo paragoni. Va bene? Dunque stavo dicendo, dopo che ho accompagnato Don Umberto all'ospedale, no? Scusa, volevo sapere, questa signora abitava vicino all'ospedale, questa signora? Piccico! Ho capito, era una forestiera turistica. No, tu sei la moglie, la sorella, la figlia di Hitchcock. Ma Luca, hai fatto il suo creatura. Come faccio una cosa, per piacere? Tenetemi poco voglio. Perché io devo gesticolare quando parlo, se no non mi può. Dunque, stavo dicendo, questa signora... Con la mutandina celeste. Ci capi, ti porta la macchina e mette con dei mutanti del signore. Ma che te dice? Camagno! Certo che mi magno. Non laggi con te, laggi con il maglione e capi. Questa te ne ha voce un tenore da maglia, strilla sempre. Mannaggia. Mamma, chi scado che ne sigra? Brava comare, sì. Voi siete femmine e sicuramente lo sapete tre voglioni. Brava comare. Dunque, comare, stavo dicendo, no? Questa signora... Questa puttanella. Ma guardate un po' quanto è sboccato quella donna. Facciamo finta di non aver sentito, se no quando andiamo a finire alle candele greche e io saccia. Volgare, una donna volgare. Dunque, compa, stai dicendo, questa puttanella ma trascinata. Dunque, sta signora mi ha fatto girare sotto in coppa mezzanotte. Fino a che siamo arrivati fuori un palazzo, sapete che li belli palazzi di Napoli, alti, belli, maestosi. E ci siete praticamente un po', 2 colonne fuori un portone, no? E allora io... No, se non ti sta zitta, si neremo bene in un bar. Bomba! E abbiamo facito le riscienziate, lo vogliono costruire. Hanno fatto un marichino, la vita sulla mente, tu volevi costruire un marichino, chi lo vogliono si buzzò, e si sta zitta. E facciamo a costruire. Mamma mia. A te eravamo arrivati. Faccia il culone la signora. Sì. Qui la signora proprio qui mi ha fatto fermare e ha detto... Mi aspetti un momento, prendo le pacche sopra e torno. E facete chiamare sul momento, voglio! Si lo mostro, nuovamente Federica già scrivo 2 entrate che ha. Ma che sacci? Come? Avete fatto un marichino, avete solamente tu pure, a questo ore. Io lo voglio, si cuzzò e si sta zitto. Mamma mia. A tu stai. Faccia il pacco la signora. E siamo camerati proprio forte, no? Vabbè, non raccogliamo. Dunque, praticamente, non parli. Sta signora trasferì in tuo palazzo. Acchiappa la signora. Piglia la signora. È sparita la signora. Oddio, si riguarda. C'è l'inguinguale, che poteva fare? Quello era un palazzo enorme. Ma che potevo fare, povero che avevo passato qua? Non sa facci più! Tipo mi voglio una nonna e spazio tu guarda avanti! Non la faccio! Mamma mia! Sei stato zitto prima, tu. È vero che mi piace il calzone antico, voglio. Se ne regala in te braccia la Comba, ma io ancora non ho capito che c'ha secco o bambini che la signora. E adesso vi spiego. Quando ho visto che la signora non è uscita dal palazzo, che ci ho fatto un po'? Ha parcheggiato da sito. Sono sceso dalla macchina,
E sono andato a domandare direttamente al portinaio. E ha detto, scusate, ma avete visto una signora così lì? E lui fa, no, qui non è entrato nessuno. E capite, ha detto fra me e me. E che sta la signora mi ha fatto vedere? Avevamo cominciato a buttare, no. Babbo sabato non dammi rettiamoci e pigliamoci la pazienza. E così sono ritornato nel tassino. Se vuoi mettere in modo la macchina, compare mio, all'improvviso ho sentito un lamento. Sono giunto per avuto la cava. E ci ho visto questa povera anima innocente, sdraiata, sopita sopra il sedile di dietro dove si siedono i passeggeri, che piangeva e dormiva di notte. E tenevo questo biglietto qua con Maurizio, questo biglietto qua, ho pensato a niente. Quando la sceletta mi ha fatto le spalle, no. No, mi voglio bene. Non mi facete leggere perché già ho piangiuto una volta e non volessi che piangeressi pure la seconda. No, non mi facete leggere per piacere, io piango. No, Non facete legge, quello poi legge. Piange, a me mi ha avuto stomaco. Tu sei ingrato e senza cuore. Tienimi un coppo cordi. Ve lo leggo. Proprio ve lo leggo. Se avete anima e cuore, Facite quello che ci vuole. Non voglio leggere più. Non voglio leggere. Perché si mette a fare spirito? È una cosa così drammatica che si mette a fare pagliacci, si mette a fare. Dammi legge. Senza cuore. Un massatoio, ci devo leggere. Ascoltate, se avete anima e cuore, abbiate cura di questo bambino. Non posso. A business su. Non posso spiegare altro. Si tratta di un caso. No, che le coppole la misa su. Un caso doloroso. Il Dio vi benedica, una madre che parte per l'Africa e non ritornerà mai più. A me mi picchia niente. A me non vogliono nulla. Come mi devo fare? Picchiate la studiatura perché devo sapere questo cazzo doloroso non mi ha Non te la fare, guarda, io ho pigliato a te non te lo. Mi piaceva dal bagno. Io a te ho pigliato Non mi piaceva dal bagno. A te ho pigliato. Non mi piaceva dal bagno. Tu vai guarda mia. Cosa? E non me ne vuole per te! Invece! Tu da dove insieme una roba faccia, capito? E quello che si trova in mano, mi tu per faccia senza guardare. Oh, e fosse una bomba di pezzi, come qui da un bambino! Come che li chiami sempre su creatura? Non mi cago, è bella. Dorma, Carmen. C'è stato allarme. Come? Avete visto in mano affratata? Oh, vero, come? Che su creatura appena viene in braccio a me si acquietisce. Dov'è? E si vede che non ti conosco ancora. Come? Chissà se è mascolo e femmina. È mascolo. È mascolo. E tu che ne sai che è mascolo? Io? Tu. Ah, l'ho detto io. Eh. Lo so che è mascolo. Però mo non mi ricordo più lo so, che c'è. Ma come? Si tiene per tu sono cinese. Come? Ma non riuscite mai una buona, no? Questo è il maschio e il sabato, capito? Ma questo guaglione è un nome, sai che fare un biglietto? Oh, biglietto! Brava comare, un biglietto! Sì, perché sul biglietto c'era scritto questo bambino. Altrimenti avrebbe detto questa bambina. Avrebbe usato il femminile come tutte le parole che finiscono con la lettera A. E purtroppo Agata inizia e finisce con la lettera A. Ma quello pure donna Gervasia finisce con la lettera A. Allora aspetta un momento, non vuoi fare capire che c'è zecca, la padrona da sti mesi hai fatto me. Cacciazze! 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 Voglio sapere E vero come è venuto qua tutta azzitata! E ha parlato davanti a testimone! Ah sì, cari! Voglio sapere cari! Arrivo la vaso! Ah sì! E ha preso trove!
c'è che l'altro dell'otto. Beh, io da scio sbatto bacio. Io da scio vengo a mare maestro non c'ero. E se ho preso un biglietto con da scienza. Calma. Ah. Ma guardate quanto è volgare quella cosa. Calma, compagni, calma. Tu non eri degno di sposarti a me, hai capito? Il aveva ragione, mio padre che non mi voleva da. Mio papà, ho ricordato a papà. Quanto era bello papà. Caporale di bersagliere, con cappello che è più a medaglio. Bellezza. Cumba, e poi mi ha ricordato la mano. Quando era bellina tantella, mezzo metro. Si metteva i capelli che più mi rubata. Quando scendeva in ridomi con i capelli che più tutte le creature come mi ha preso. Non ti preoccupare. Parliamo quando stiamo a su a su. Ah, parliamo quando stiamo su a su. Tu a me mi dici che sta signora che ha un dottino celeste. Ma tu parli quando stiamo a su celeste. Dai, tu non ti basta, tu ti do sì. Ah, si vede che era roba che lui travestito come cercavo con me se cagnare in da macchina. Ma non bello a nave. Come basta, andate un po'. E sempre calma. A me ma brucio fuoco. Io c'avrei come ci risolvo questo problema. E quello si mette a fare, lui si mette a fare. Ah, compariella. E mo come volevo risolvere questo problema? A che lo sai? Modestamente io sono un uomo di mondo. Maria, un bambino è stato figliato e è stato portato in coppa a questo. Sì. No, non ho capito. Il bambino sopra la questura. Ma quello è un fatto di grave responsabilità. Noi abbiamo il dovere di portarlo a coppa a questo. Poi, se non volete fare voi, lo faccio mia moglie. Date per il bambino e un biglietto, forza! E così ci facciamo pure una paga in pubblicità. Che dice Ciorong? Sopporto. Se questa è la regola, se questa è la legge, noi che ci vogliamo fare? Certo, si capisce, sia la legge. Non va portata via. Buona Carmela! Ma che bello la vita tu me! Giannato, quanto che fai sì? Aspettate un momento. Invece, vedete sto guaglione che viene l'acquitare, ma che mi piace. No, quello poi si ammezzea. E poi quando lo portano là sopra alla questura e gli mettono le manette, no, mettono di tu sostina, lo mettono a chista, non lo so. O metti in orfanotrofio sulle venature! No, aspettate, che non mi pare che un creatore piange ancora di più. Volete vedere che possa capire? Ma non capisci, qua! Scusa, ma tante poche creature che fanno tenere l'istinto come i cani. Quando è portato canile, lo guardano con chi lucciariello e gallettano in mano come se non volessero ricere. Come se volessero ricere, ma che bonno ricere, non lo so, Ma rami, chi le chiami perché forse si muore fa? Guardate, qua non ho capito niente, nessuno ha capito proprio essa. Umano, dammi la beh. Uè, ma tu, le nata a succhiare qualche cosa, sì? Come ci ha girato? Guardate poco come faceva rispondere. Ci ha girato un fiaschevino che c'era la pizza. Noi ti comandiamo questo bambino, ti giuro, sopra la questura. Non ti preoccupare, mo facciamo mangiare una bella zuppa di cozze che può mandare. Non c'è male. Salvatore, ho pensato una cosa, ma non va niente se ci teniamo i bambini stanotte qua con noi e lo mandiamo domani mattina. Ah, Vincenzo, tu lo vuoi? Casa va in galera! Cumba, ma se non ci dai aiuto voi in galera, chi ci va? Non ci va sazio il bambino, Ma no, bambine, voi come? Ah! Ma non ti preoccupate, l'hanno l'arte artificiale! No, Cumba, l'arte artificiale è buona e fanno che caprozza, amore di! Ah, pigli un biglietto! No, invece, a mamma non ha lasciato nessun menù sul biglietto, non lo posso pigliare, non c'è il menù. Ma che maronna, sta mamma non ha scritto come si chiama sto creatore.
Quando mi stai? Chi si piglia un latte artificiale? Come? Un latte artificiale, la gente che è buona e fanno che cabrossa! Ah! Io mi ho portato un'etta vaccarella a latte, che erano figli a Pietro. Bene, che le si presta, come? Si presta, si presta. Calmatano, uovo nero nero! Facciamo cambio merce, mica chi sto giù piazza sotto! E poi... stanno una latterica, Salvatore lo sa, Salvatore? Si assala. Se la latterica mi serve, che le dà una crema, e poi quando la caccia fuori, ciao, come fa bene? La ciava con sulà, come non c'è, pezzolì, la ciava con sulà, quando Gesù, datelo, ma mi sa la latteria, non stava a carre. Ma un po' che pazienza. Non va a cacciare assai pazienza. Comunque io voglio dire, Come li dice, compa? io sto sempre a vostra completa disposizione. Io vi ringrazio. E mo ci può. Chi lo compare perché si chiama compare? Perché a compare all'intrasatto è risolto. Bravo, compa. Comunque compare, si è fatto un po' tardi. Io non dico solo a voi, ho una piccola sorpresa che sto preparando per tutti quanti. Mi fa piacere, mi fa piacere. Permettete? Prego, compa, Ho prego. permesso. Prego. C'è permesso? Ma allora si pazza! Si pazza! Ah, e tu là mi vuoi vedere, farà tutto. Al manicomio. Ci sei, mannaggia. Guarda che si sei venuto per fare uno scandalo quando è verghetto di spalla. A chi? A me? Perché? Ecco. Capisco la scarica come quando te volevi suicidare. No, guarda che stavolta è carica e sta carica. E poi non discuta che pure tu ti va a volere una coppia carbonate, capito? L'hai portato qua, No. L'hai portato qua perché tu... No, l'ha portata a Night Club. Ma che potevo fare? Il povero pato con un dillo in braccio ogni volta che c'è gli per una pugnalata in spalle. Padre. Ma quale padre? Tu sei un mariolo delle creature. Io sono come Mario, non è che... Quello è venuto con la meggiare di tua madre, il tuo musteggio e me l'ha consegnato, hai capito? Istruzione! Rovino la casa mia! Figli me è pazzo! Guarda. Fra 15 giorni esce fuori da cancellata, che non la C. Ti, pigliate sto mavaggio e portati da qualche parte! Che poteva fare? Ha sciagliato non dire la ci portato qua. Ha scritto pure un biglietto per non mi accorgere che la Ianara di mia moglie. Ha già fatto pure qualche errore grammaticale qua. Non si capisce manco niente. Vieni se dica busci, vieni. Maronna. Calma. Maronna. Calmati. È perché è in Africa. Faccia pazienza. Non ho avuto il tempo di consultare un'agenzia turistica. Era volevi. A San Tropea, alle Canarie, alle Isole Acchie, era volevi. Te stavo creatura. E te l'ho detto, l'ho portata a Night Club. Ma fai pure pagliaccio. Dammi un creatura. Ma voglio portare l'annunziata a Pompei. Ma che non to lasso. Moglie, che non l'ha dato. Aspetta, come si chiama tua moglie? Lustrilla. Ah, donna Vicenza. Lustrilla, aspetta. Uscite. Pazza scatenato, Lustrilla. Donna Vicenza. Quando si Lustrilla. Senti, è tutto stabilito, va bene. Ho detto a mia moglie che domani figlio voglio porto coppa a quest'uno, invece lo porto in coppa a quest'uno, lo porto a casa, basta che te stai zitta e te ne va. Ah, donna Vicenza. Vicenza, Ma che sta? torna a Vicenza, ma Vicenza. La signora qua vuole andare a Vicenza, è la mia cliente, però vuole trattare con me senza tassare, la c'è tutto a Vicenza. Ma che è successo? Vedi, pigliamo un bicchiere d'acqua. Aspettava a me. Allora signore, tutto a posto, va bene? Però mi dovete lasciare il vostro indirizzo. Oh Gesù, e non lo conoscete il mio indirizzo? Che stupida! Io non conosco il suo indirizzo. Quella è una cliente di vecchia data. Signore, mi dovete perdonarmi, io sono un poco sconcertato a causa di un bambino che ho trovato stamattina dentro la macchina. Tu non sai niente? Come? Non l'hai detto compare? Oh, si sono tutto quanto fissata che ha fatto subito simpatico con tua moglie. Va bene, è un amore a prima vista. Non devo pensare a succiamo da non capisci niente. Poi vi spiego io. Quello sprezzantemente il bambino ha fatto la pipì in mano a mia moglie. E qua la gente lo ritiene come un fatto di simpatia. Come se la pipì fosse acqua santa, acqua benedetta. Avete capito?
invece porto l'acqua smaledetta, ti? Signore, volete favorire? Grazie assai. Volete pigliare nato, va? E ne pigliano uno pure a me, grazie. Tu vieni a pigliare parte mia. Ma tiene meglio. Se giusto sempre salvare il marito. Ma tu allora abbiamo favorito? Come favorire, Ma con il macino, ho puggionato il macino. Voglio figlio mio, hai capito? Ma perché a Luca? Perché a Luca? Quindi a Luca, A Luca, non ci ha portato a Luca, la porta a Luca! La porta a Luca! Tutte io, la signora qua vuole andare a Luca. Però io gli sto dicendo che praticamente è meglio prendere il treno perché un taxi è un poco scomodo, No, quando mai? Quando passiamo non mi chiamo presto, Io c'ho gli apportici. a poi. Sì. Che ci fa che ti apporti? Apportici, no, voi pigliate a Lucca, ce l'avete. Passate da Lucca, da Portici, poi da Lucca. Come no, ci passa mannaggia, ci passa, ma che state dicendo? Comunque, vabbè, qua, io sto un po' in da chiesa di impetto, no, con mia moglie. Perché c'è l'ora della benedizione. No, ammetti che io stavo su un bambino, si è fatto un battesimo. Un bambino. Un bambino. Non facci nascere un bambino. Ma visto che poi, non è Dammi un creatura, addosso, un creatura. Una pazzi, capite che si da pazzi. Che vada a me. Ci sei, ma lascia la porta e ti dispari, capito? Ti sparo, ti sparo, ti sparo. Ti sparo. Sta facendo cose sul funzione. Marone, ma tu sei pazzo! Sei pazzo! Io non lo so, ci sono. Gesù! Mi sono morto, sono ferito, sono uscito, non lo so, ci sono. Non me lo fa. Ma che è successo? Ma che ha sparato? Vedete, quindi per un bicchiere d'acqua. Ma che spara, ma non è niente vuoto! Maroni, ti ha sparato! Ti ha sparato! Un colpo involontario. Io mi credevo che era scarica, lo so. E ci mettete Salvatore, a ingrassare, a pulizare e ci mettete pure i fagioli. Io si resta la forza. Mi disputasse pace, capito? Ma perché devi sta mani e curgia sempre tutte cose? Ci potrei fare una cosa buona. Tu stai qua! Bellino qui! Io mi credo che l'ho fatto! Aspettate a me! Così non mi fa paura, potete tutto quanto! Sì, meno male. Prendiamo tutti quanti con i bicchieri colmi d'acqua. Così, prende pure la signora con noi. Signore, permettete, andate con noi. È un vero piacere, una gioia! Aspettate, ci ho portato, signore. Ci ho portato. Ti, puzza a fuoco. Ti ha affugato che? Pappuccello mio! Amarò! Ti presento la signora Maronna! La Madonna! La signora glielo cogliamo statica ogni volta che lo dico mi imbroglia sempre, capito? Deve andare a Lucca? A Lucca sì, la signora deve andare a Lucca. Ma no, a Lucca, non ne vai a Vicenza? Sì, faccio la prima tappa a Lucca, poi piano piano me la porto a Vicenza, capito? Tu fai i giri d'Italia, sì! Sì, porto la Madonna in processione. E chissà quella volta che se lo fai pure lo Turzi e Francia! Faccio quello tutti fa. Vostra moglie? Così dicono. E questo bambino? Questo è figlio mio. Vostro figlio? Che figlio mio, che lo sta pazzendo, che lo pazzese con nostro figlio. La signora sa tutto, vi ho raccontato tutto l'episodio. Lo sapevo. Sì, è stato pure voi, voglio rimanere in mattina, ma coppa a questo. Ma non sapevo buono, non c'è. No, non sa buono. No, Voglio non andare so. a coppa a questo. Te lo voglio spiegare io. Sì, signore, state a sentire. Praticamente, come vi devo spiegare? Questo bambino è come se avesse preso un'affezione per me. Sì, una simpatia che non me lo so spiegare neanche io. Guardate quanto è bello. Avete mai visto mascolo così bello? E poi è pesante, si piace tutto il latte e tu la tabaccarella. È pesante assai. Volete vedere? Certo, Sì, guardate. Mamma mia, pesante.
piange? piange. Ma voi non vi dovete offendere, perché voi piange con tutti quanti. Mi dovrei? Date a me, date a me. Signora, date a me. Pappo! Pappugello mio! Figlia e troccia! Ma volessi in mano a che la puzzuletta era mamma! Che tu stai che parla? Ma stai in Africa sta! Uè, è nato con l'Africa! E non si sa per quale ragione! Sarà una magna candisfala! Riga buono, no, signore! Io che mangio io? Sì, signore, tutto a posto, dormite tranquilla, domani mattina sarò preciso, vabbè. Mi raccomando, Sì. gli accordi si devono mantenere. Certo. Io non posso aspettare. Certo. La parola è parola, prima la questura e poi lo porto da qui, va bene? Buongiorno a tutti. Arrivederci. E tanto piacere. Arrivederci. Mamma, e quando è scucciante sta figlia? Ma quale Luca? La porta a Luca qui. Io l'ho detto, ma la va a turno, mi ricordo dopo. Tu me leva a turno pure in casa è fatta tardi. Ma sta fatica. Oggi apri come vanno a zeccare tutti i manifesti. E manifesto. Ma perché è molto vaccaruto, compa? No, per grazia ricevuta. No, è la sorpresa che deve dichiarare. Kumba, io mi presento. Cada volta. E noi ci riusciamo ad andare. Ma quando mai? Tu mi chiedi la roba da G. Subito manifesto. Aspettate. Questo passa. È una grande sorpresa. Una grande sorpresa. Forza! Teniu! Una grande sorpresa. Dammi un momento. Dammi una mano. Vieni qua, Genna, vieni qua. 1, 2, 3. Compa! Ma vi presentate alle elezioni? Beh, si presenta lo solo qui e io che più fesso. Avete ragione! Oh, ma facendo capire una cosa, ma che si che partite? FS. Ho partito dei fesso! Ma quando mai? FFSS. Ah! 2F. Partite delle ferrovie dello Stato. Ma quando mai? 2F e 2S. Figli, fratelli, sottoccupati per la salvezza del mondo. Vota numero 23. Osciamo! Gennaro Serraviglia. Vabbè, sono pronto. Figliosi, andiamo a Andiamoci. Forza. Se Serraviglia, speravo che si Serraviglia. Ma stanno scenavazzo tutto quanto stanno scenavazzo. Sì, ce l'hanno quasi dormito. Guarda. E fare cosa? Mettere un pulito, no? No, si può scendere, ma voglio dare un braccio. Guarda com'è bello, ride nel sogno, Che ne so, abbiamo dei sigarri. Io Questi lo so. anni, questi. Lo so, ma quello ti dispiace pure a te, Ti dispiace di portarmi sulla questione? No, a me non mi dispiace niente. È solo che mi sento una montagna di stanchezza in culo, mia crisi. No, ma tu è inutile che parli, è inutile che vai avanti, quella è tutta una trasmissione che dalla tua capo viene alla mia capo, tu giustamente stai pensando e dici che io mi piglio tu lo porta là, porta a no, ma amore, ma non parlare, ma non andare avanti, ma non ne parlare, allora giustamente tutto quello, è tutto giusto, tutto quello che dici, tu mi dici piglio tu lo porta a porta, no, Salvatore, per carità, non parlare, Salvatore, tu hai capito, no, tutto quello che dalla mia cerevella vuole venire nella tua, sì. Hai capito? Io? Non c'è capito una parola. Capito? No, io volevo dire che tu, no, giustamente, nella tua cerevella stai pensando che questo bambino non ha genitori e che è arrivato il momento giusto che tu puoi fare papà e mamma. Invece non ti metti in capo. O voglio dire, tengo a fare questo, ma poi. E mi fammi appiccare in luce perché sta scurando sì. Adesso sono fulminate in luce qua. A me si è fulminata la luce della vita! Ma quando mai? Perché si è staccata la valvola avuto tu stiamo senza la corrente. Gennari, Salvaturiella, l'anima che è viva! Ma tu non mi hai voluto fare a te! Tu! Mi hai fatto
Salvatore! Erano più in anni che le luci non si appicciavano più. Fatta calma, che è stato un denuccio che l'avrà accucciato, che non si fa mai fatto su. No, Salvatore, che le luci sono appicciate proprio mentre io stavo pensando a una cosa. Ah, ma non mi ha mandato un segnale. Salvatore, guaglione Tomì. Tomì, Salvatore. Ma perché si è impiegato a piangere il rene con un tengo, magari forse come una coppa a stiamo quindi 900 tutto. Tu credi ancora segni la Maronna? Sì, a me mi manna, segna Maronna, mi manna. Ah, te manna? Sì. E allora aspetta, ci voglio fare lavorare. Ma non questo però, come asti? Pronto? Padre Eterno? Fallo. Padre Eterno, faccio domandare una cosa. Ma è vero che se non porto il guaglione coppa la questura, io vado in galera? Sì, È un'altra cosa, faccio chiedere una cortesia. Mi sapete dire quando che fate ritornare nelle cerevelle a memoria? Come? È un caso disperato. Lo sapete. Vabbè, grazie assai. Salutatemi a San Pietro. Mamma. Salvatore, tu voglio bene. Tu mi credi? Io mi voglio scordare tutte cose. La camicia che non si è stirata, e parole che ci marito, e cufecce che mi fatte. Però Salvatore, tu mi devi credere. Io e lui ci sono appicciati proprio mentre io pensavo una cosa. E stavo pensando, Marò, se qua fuori passa un uomo con i capelli rossi, noi ci teniamo creatura. Se passa una donna con i capelli rossi, noi portiamo creatura in coppa a questo. Ma tu vieni un po' a Maronna stasera. Salvatore, ti voglio bene. Va bene, se qua fuori passa un uomo con i capelli rossi. Invece, tu a me non mi pesce. Tu sei buono palazzo e rimettici sto guardaporti i capelli nudi. Allora come facciamo a fare tuttea? Che ti voglio accontentare? Ma chi ti voglio accontentare? Guarda fino a che guarda che faccio. 5 giri riesci più in sta casa. Trasino morte fa. Non tutto struppiato, tutto brutto, tutto affasciato. Ci teniamo voglio. Ma boh! Ecco via, non c'è da nessuno! E poi, strappate la cambiale, ve li do su parole! È bellissimo! Zitta! Pallucca ci ha fatto sciuperatura! E chi parla? E questo è un miracolo, chi parla? Nonna, lunarella! Oh, non mi sa mangiare la purella!